Bene, buonasera a tutti e benvenuti a Palazzo Sarcinelli per l'inaugurazione di questa mostra dedicata a Cosimo Privato. Io sono Pier Giorgio Paroldi, presidente dell'associazione Paolo Rizzi, associazione dedicata al nome appunto di Paolo Rizzi, che era un giornalista che è mancato nel 2007, che era anche un importante critico d'arte, e proprio per questo oggi, come dire, tra le nostre iniziative c'è anche l'inaugurazione di questa mostra. Allora, la Paolo Rizzi, due parole per chi non conoscesse l'associazione. La Paolo Rizzi in pratica organizza ogni anno un importante premio giornalistico, che è il premio Rizzi, appunto, che assegna dei premi alla carriera ai migliori giornalisti italiani. Quindi abbiamo i più bei nomi del mondo giornalistico italiano, però appunto si occupa anche di attività artistiche. Oggi appunto, siccome sono stato pregato di essere estremamente sintetico, e così cercheremo di fare, poi continueremo alcune illustrazioni della mostra al piano di sopra, al piano della mostra, e oggi abbiamo con noi, allora, innanzitutto ringrazio, scusate un po' la confusione, però avevo una scaletta che devo rifare, sintetizzare. Un ringraziamento innanzitutto alla Regione che ci ha dato il patrocinio, dopodiché ringrazio il sindaco del comune di Conegliano, ingegner Fabio Chies, che è qui alla mia destra, che poi ci darà un saluto e che ci ospita in questo contesto importante. Abbiamo con noi l'assessore alla cultura Chiara Piccolo, mi dicono appunto che sia indisposta, quindi un saluto lo portiamo per lei. Abbiamo con noi Elisa Prete, storica dell'arte e critica, che ci aiuterà nell'introduzione all'opera del maestro Cosimo Privato, e il dottor Marco Monti, storico dell'arte e critico, che ci proporrà un suo intervento critico su tutta l'opera, e che poi ci illustrerà in parte qui e in parte su l'opera appunto del maestro Cosimo Privato. Io darei a questo punto la parola al sindaco per un saluto. Grazie. Mi sono dimenticato, lo avrei comunque ringraziato dopo, dei curatori della mostra, Rina Del Canton, che è lì alla nostra destra, e Luca Fontanella, che non vedo, alla nostra sinistra. Ecco, abbiamo fatto un grande lavoro. Grazie al dottor Perodi e benvenuto a Conegliano. Sappiamo che lei ha già curato un'altra mostra qui a Conegliano, per cui grazie comunque di essere qui con la Fondazione Paolo Rizzi. Sì, con la Fondazione. Sì, esatto. E cosa dire? Una cosa innanzitutto, stiamo uscendo da un periodo che ci ha provato tutti. Ma il fatto di vedervi così numerosi oggi ci dà l'idea che ripartire dalla cultura sia la cosa giusta. Tra le tante cose che ci sono mancate in questi 2 anni, ci sono mancati sicuramente tutti gli avvenimenti culturali. Ci è mancato il fatto di poter andare a teatro, di poter andare al cinema, di poter visitare le nostre mostre a Palazzo Sarcinelli, uscendo comunque da una mostra meravigliosa che è stata la mostra fotografica di Steve McCann. Meravigliosa sia per il contenuto che per l'affluenza di persone, è stato veramente un successo unico, però questa mostra di Cosimo Privato va proprio in questa direzione, di riportare in Galleria 900 una grande mostra che possa riportare Palazzo Sarcinelli in una continuità che è quella che ci siamo proposti insieme all'assessore Chiara Piccolo. Devo dire che si lavora tanto per fare una mostra, ringrazio i curatori, poi sentiremo come la mostra è stata progettata, ma devo dire che anche per i curatori è importante poi vedere che arrivi il pubblico, no? Perché il passaparola è la cosa più importante.
come per le altre mostre è importante che si venga a visitare, che si viva la cultura in città e che Conegliano torni ad essere il punto di riferimento culturale della sinistra piana. Si sta lavorando in questa direzione anche con gli accordi con l'università per la pianificazione del territorio e per la pianificazione del nostro paesaggio collinare. Per cui cultura da una parte, cultura e visibilità del territorio dall'altra. Mi auguro che questo sia solo il punto inizio, ci siano altri momenti per vederci nei prossimi anni, perché contiamo molto sulla vostra partnership e sul fatto che le fondazioni culturali siano poi il punto di riferimento per tutti noi. Grazie veramente per quello che avete fatto, grazie per tutti voi, a tutti voi per essere qui e godiamoci questa grande mostra. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Adesso la parola ad Elisa Prete che come dire, è già esperta dell'opera di Cosimo Privato. Grazie. Ringrazio anzitutto gli organizzatori della mostra, i curatori Rino Dal Caldon, Luca Fontanella, la famiglia Privato ovviamente, che mi hanno voluta qui a presentare questa iniziativa. Una mostra importante per più motivi. Anzitutto perché sappiamo, una cosa è vedere le opere in riproduzione sfogliando un catalogo e un'altra invece avere un confronto diretto con le opere. E nel caso di Cosimo Privato il confronto è fondamentale perché davvero solo così si percepisce quella preziosità della materia pittorica, ben la vedrete o magari lo conoscete già, che appunto la presenza fisica delle opere può regalare. È un motivo, diciamo, è un'occasione importante anche perché questo è un artista che continua ad essere poco noto. Ultimamente si parla molto di internazionalità e insomma attribuendo all'internazionalità un valore quasi a priori. Insomma si crea una sorta di confusione tra il fatto che un artista internazionale sia di valore e un artista invece che ha lavorato nel proprio territorio sia quasi in modo secondario, locale. Ovviamente non è così, sappiamo bene che ogni contesto internazionale e nazionale è fatto di tanti contesti locali. E va detto che Cosimo Privato in questo senso è stato un protagonista in un momento storico estremamente complicato, complesso. La sua attività si sviluppa, dicevamo prima proprio con Marco Monti, prevalentemente tra le due guerre ed è questo periodo storico che, come sappiamo e poi magari più tardi avremo modo anche di approfondire, è caratterizzato da grandi sconvolgimenti, è il momento storico in cui si cerca di ritrovare una forma dopo il momento delle avanguardie storiche che l'avevano distrutta, ma è anche il momento in cui, ad esempio, nella gestione delle mostre subentrano i sindacati con le loro pressioni, con le loro intromissioni, cosa che aveva reso difficile la vita agli artisti e chi voleva vivere con il lavoro d'artista. Ecco, ma proprio dal punto di vista internazionale ricordo, mi piace ricordare con voi questo fatto. Anni fa, io mi sono avvicinata allo studio di Privato ormai una decina d'anni fa, sfogliavo per tutt'altra ricerca una rivista americana e mi sono imbattuta in un'immagine, mi sono imbattuta in un'immagine a piena pagina di un'opera di Privato che è stata esposta in primi anni in festa a Pittsburgh, in una grande manifestazione internazionale. E ho pensato allora che questo era un artista di cui si sapeva molto poco e che effettivamente meritava un approfondimento. Le sorprese con Privato sono tante e ho potuto scoprirle pian piano perché il lavoro che poi ha dato come risultato la monografia è stato un lavoro di anni di ricerca, di scavo a partire proprio da materiali spesso inediti conservati negli archivi privati, a partire dall'archivio della famiglia Privato, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Ma anche ad esempio archivi istituzionali, quello della Biennale di Venezia, collezioni private, sono stati molti collezionisti che hanno partecipato, penso a Paolo e Teresa Aristarco, antiquari, gallerie come Luciano Franchi. Ecco, queste figure di collezionisti, antiquari e galleristi che hanno partecipato all'opera mi hanno fatto pensare ad una cosa. Cosimo Privato era tanto conosciuto e tanto apprezzato dal pubblico e dal mercato, anche se vogliamo,
quanto poco era citato invece nella letteratura scientifica. Insomma, meritava davvero una ricostruzione, un approfondimento, cioè questa figura doveva essere collocata nel suo contesto di appartenenza, un contesto appunto, come vi dicevo prima, estremamente complicato, anche perché Cosimo Privato si muove, ovvero ha il suo esordio, la sua formazione e la sua attività espositiva prevalentemente a Venezia, ma non solo. E Venezia è un contesto tutt'altro che locale. Venezia ha un'istituzione come l'Accademia di Belle Arti che, anche se non frequentata, comunque forniva dei modelli per i giovani artisti. Cosimo Privato non frequenta l'Accademia di Belle Arti, ma pensiamo soltanto alla figura di Guglielmo Ciardi, quanto ha lasciato alle giovani generazioni. Venezia è la città della Biennale, un confronto internazionale per eccellenza che vedeva portare ogni 2 anni appunto in città la rappresentanza dell'arte contemporanea del tempo, e la Biennale è una scuola vera e propria per gli artisti che possono, vedendo appunto le diverse mostre, istruirsi e formarsi. A proposito della formazione di Privato, ricordo un piccolo aneddoto. In una presentazione di una sua mostra personale del 1930, era una delle prime personali anche molto corposa, molto importante a Milano, alla Galleria Celentano, scriveva nel catalogo che aveva tratto più beneficio nella sua formazione dalle impalcature che dalla scuola. Quasi arriva a dire che questo artista, insomma, si era formato da solo, era un autodidatta che aveva tratto più beneficio proprio dall'esperienza, dalla pratica. Aveva frequentato l'istituto d'arte, ecco, come formazione scolastica, ma poi forse quello che gli aveva dato di più era stata senz'altro la frequentazione degli studi degli artisti, la frequentazione della bottega del padre, che era un falegname e che proprio alla Biennale lavorava negli allestimenti. Ecco che quindi questa figura d'artista è come dire, sostenuta da tanti elementi che lo estrapolano da un contesto meramente locale e che lo portano invece a dialogare con scenari molto più aperti, molto più internazionali. La terza istituzione che voglio ricordare, perché è fondamentale nel suo percorso, è stata la Fondazione Bevilacqua La Masa, altra importantissima istituzione che opera a Venezia, a vita lunghissima, è tuttora attiva, a partire appunto dagli inizi del secolo scorso, quando grazie ad un preziosissimo dono della duchessa Felicita Bevilacqua La Masa avvia la propria attività. È una fondazione che nasce prima in Italia a sostegno dei giovani artisti, e Cosimo Privato sarà uno dei protagonisti di questa fondazione, perché vi espone quasi senza interruzione dal 1920 al 1940, un ventennio di mostre in cui davvero la sua ricerca cambia, matura, in cui può addirittura confrontarsi con nuove ricerche emergenti, nuove figure dell'ambito artistico che stavano iniziando, avevano il suo esordio in fondo come aveva fatto lui, proprio nella palestra della Bevilacqua. Probabilmente anche vedendo protagonisti nuovi che stavano emergendo, che sono solo degli anni 20, inizia ad esporre Giuseppe Santomaso, quindi alcuni fra i protagonisti potremmo dire che saranno poi grandi artisti nel secondo dopoguerra. Ecco, insomma un percorso fatto di contesto locale veneziano, ma fatto anche di tante mostre all'estero, di cui al momento possiamo certo ricostruire, ecco, in poche parole l'iter. Ma sicuramente una figura che merita di essere riscoperta, merita di essere valorizzata. Questa ricerca appunto, che poi ha dato come risultato la monografia, vi dicevo, è stata fatta prevalentemente con il supporto di archivi privati, archivi pubblici, ma soprattutto voglio ringraziare qui la famiglia Privato, perché diciamo se... Sì. In fondo non ci siamo. La
famiglia privato che, diciamo, senza davvero il loro appoggio, la loro volontà di valorizzare questo artista, di conservarne la memoria, di difenderlo, di promuoverlo con mostre come occasioni appunto espositive come questa mostra, ma anche addirittura mettendo in piedi un sito internet attraverso cui continuano a mantenere una corrispondenza quotidiana con appassionati, collezionisti, galleristi interessati all'opera di Cosimo Privato. Ecco, diciamo, senza il loro appoggio tutto questo non sarebbe possibile e ovviamente naturalmente anche attraverso e grazie all'attività della Fondazione Paolo Rizzi, dell'Associazione Paolo Rizzi, che mette in pratica, ecco, questi buoni propositi. Io non rubo più tempo alla presentazione e lascio la parola a... Sì, grazie. Quello che ho fatto prima è stato proprio quella di ringraziare la famiglia, quindi rinnovo anch'io i ringraziamenti. Marco Mondi. Buonasera. Anch'io la mascherina. Buonasera a tutti loro, grazie per la loro presenza, grazie alla città di Conegliano, anch'io ringrazio il sindaco, l'associazione Paolo Rizzi, soprattutto la famiglia che ha permesso tutto questo, perché è il punto cardine, e in modo particolare ringrazio non solo per la sua presenza, ma la dottoressa Elisa Prete, perché credetemi ha fatto un lavoro di monografia eccezionale, veramente qualcosa di eccellente, ha ricostruito non solo la storia del pittore, ma ha ricostruito anche la storia dell'epoca in cui il pittore ha vissuto, dando una panoramica veramente a 360 gradi che ci aiuta a capire l'opera di Cosimo Privato. E come in ogni evento di questo genere, questi eventi ci permettono più di ogni altra cosa di capire l'arte di un pittore, nel caso nostro di Cosimo Privato, un pittore che è stato veramente un gran bravo pittore e che spesso dalla critica contemporanea dei suoi anni, ma anche attuale, viene tacciato quasi in maniera negativa come un pittore che continua una tradizione ottocentesca quando l'Ottocento ormai era finito da decenni. Ora, se noi quando andremo a vedere le opere e continueremo questa discussione sopra, soprattutto grazie alla presenza della dottoressa Prete, che molto meglio di me saprà parlare di questo, noi ci renderemo veramente conto che Cosimo Privato è a tutti gli effetti un artista dei suoi tempi. Velocemente andiamo a ripercorrere quali erano questi tempi. Venezia è diventata nell'Ottocento una provincia, non era più una capitale, è una provincia dove si guarda fuori, dove non viene più fatto qualcosa che veniva imitato. Viene istituita la Biennale di Venezia nel 1895 e questa è una prima vera, anche a livello nazionale, anche per l'Italia, apertura dell'arte italiana in un panorama europeo, anzi internazionale. E da questa istituzione parte tutto il Novecento che arriva fino alla nostra contemporaneità. In quel momento però la Biennale di Venezia promulgava quasi essenzialmente, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, fino all'avvento di Vittorio Turica come segretario generale, arte dell'Ottocento. La reazione delle avanguardie dei giovani cosiddetti ribelli di Capesaro nel primo, all'inizio fino dal 1907-8 al 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nasce ed esiste semplicemente perché c'era la Biennale. Ma perché voleva andare contro la Biennale? Gino Rossi, Arturo Martini e tanti altri artisti, Casolati, Zecchini, Moggioli, erano tutti artisti che volevano aggiornarsi a un'arte non più di provincia ma internazionale, fanno una vera e propria rivoluzione, vanno contro la Biennale, al punto che la mostra di Capesaro del 13 la Biennale la voleva chiudere, tanto era ribelle. Questo è l'ambiente artistico in cui il giovane Cosimo Privato vede alla Biennale, prima ancora dell'apertura al pubblico della mostra, attraverso il padre che andava ad appendere i quadri, vede queste opere. E queste sono quelle impalcature per cui lui da autodidatta diventa un gran bravo pittore.
Scoppia la prima guerra mondiale, è una bastonata per tutti, oltre alla spagnola che toglierà Gino Rossi, morirà Bozzoni. Il futurismo si presenta a Venezia come primo luogo, perché c'era la Biennale, gettano dalla torre dell'orologio di San Marco i bigliettini là contro la Venezia passatista. C'era tutto questo clima che voleva rinnovarsi. Scoppia la prima guerra mondiale ed è una bastonata per tutti. Si ritorna tra le due guerre, un po', scusatemi, passatemi il termine, con la coda tra le gambe. C'è un ritorno all'ordine generale europeo, non solo italiano o veneziano. E in questo momento inizia anche la carriera artistica di Cosimo Privato. Inizia a presentarsi al pubblico, inizia ad essere riconosciuto, inizia a partecipare alle prime mostre, soprattutto alla Bevilacqua Masa, ma poi praticamente fino al 38 anche alla Biennale. Dal 20 al 40, se non vado, partecipa a tutte le esposizioni della Bevilacqua Masa. È un artista impegnato nel suo tempo, è un artista che ha successo, è un artista che viene comprato, viene criticato in positivo ma anche in negativo. Però quando noi andremo a vedere adesso le opere sopra, quella che si parlava prima, quella concezione che noi continuiamo ad avere in Cosimo Privato, ma come lui ce ne sono tanti altri, Marco Novati, Seibezzi, tanti altri, tutti questi pittori che si sono fermati tra le due guerre, vengono tacciati, Cosimo Privato in modo particolare, come pittori che continuano l'Ottocento. Non è vero. Questa era una visione che poteva avere la critica degli anni del primo Novecento e anche negli anni 60-70, quando si affermano nuove tendenze molto più rivoluzionarie anche da noi. Però oggi non è più valida, perché se noi andiamo a vedere quelle opere, ci vediamo tutto il Novecento, se si vuole un po' di provincia veneziano, ma anche quello italiano. Per cui non è vero che Cosimo Privato, anzi, è proprio grazie a questa generazione di trapasso tra le due guerre, per cui tra un mondo dell'Ottocento effettivo e una contemporaneità che aprirà il nostro Novecento e il nostro 2000, che è quella che partirà dal Fronte Nuovo delle Arti con Vedova, San Tommaso, Tancredi, eccetera, senza questo momento di trapasso, senza questi pittori che hanno effettivamente esaurito un'epoca, forse non sarebbe stato possibile ripartire nel secondo dopoguerra con quell'impeto rivoluzionario che arriva fino ai nostri giorni. E questo lo vediamo nonostante tutti i vincoli che un periodo come quello del fascismo ha posto. Vediamo come comunque un artista, nel nostro caso Cosimo Privato, riesca a rappresentare la sua epoca nel bene e nel male, ed è quell'epoca, ripeto, che permetterà. E in fondo, devo dirlo, adesso dirò una cosa blasfema, poi finisco e andiamo sopra. Il fascismo ha aiutato sotto certi punti di vista, se è stata una cosa obbrobriosa sotto certi altri, ha aiutato, perché noi non abbiamo avuto la rivoluzione francese, noi abbiamo continuato anche a livello sociale a portare avanti una tradizione ottocentesca, anzi di ancien regime, del vecchio regime, e solo il fascismo ha permesso di fare quella tabula rasa orrenda sotto il 99% dei punti di vista, mi ha anche permesso nel secondo dopoguerra quella esplosione che diventerà un boom economico, ma anche un boom artistico. Venezia tornerà, dopo la parentesi dei giovani ribelli di Capesaro, tornerà ad essere una delle capitali dell'arte mondiale, almeno fino al 1964, quando arrivano gli americani e rubano il primato, che all'epoca Venezia non era la capitale, lo era Parigi, rubano il primato all'Europa e trasferiscono tutta l'arte contemporanea, il centro, la capitale, a New York, in America. Una vera e propria rapina, tant'è vero che la Biennale ha premiato Rauschenberg nel 64 come miglior artista della Biennale, e non esponeva la Biennale, esponeva l'ambasciata americana.
Però tutto questo iter, questo boom economico che abbiamo vissuto e si spererà di poter vivere anche noi adesso, nasce anche grazie a questi pittori che hanno fatto di trapasso da un'epoca all'altra. La loro importanza sta in questo, ed è una concezione che noi, storici dell'arte, dovremmo riprendere in mano seriamente e non considerare questi artisti come piccoli maestri marginali, no, al contrario. Ringrazio tutti loro. Complimenti per le nostre appassionate esposizioni. Prima di salire ricordo intanto che la mostra durerà fino al 1° maggio e avrà anche un seguito a Venezia Mestre. Infatti al Centro Culturale Candiani, per chi vorrà esserci, il 12 aprile verrà presentata la mostra sempre di Cosimo Privato, la primavera di Cosimo Privato, e successivamente il 15 aprile verrà aperta fino al 29 nella sede della Provvederia, che è un luogo un po' non grandissimo, però molto particolare, molto bello, e che sicuramente molti di voi già conoscono. E lì abbiamo appena concluso una mostra su Lina Bartolomei e dicevo appunto avremo l'intervento critico di Marco Dolfin, che aveva curato anche la precedente mostra. Bene, allora adesso credo che possiamo salire. C'è la scala per i più e c'è anche l'ascensore, che è molto piccolo, quindi chi ha la forza di salire salga per le scale. Ci vediamo su.
sia un pittore veneziano, perché dipinge con il colore, come è nella tradizione nostra, della pittura veneta, da secoli. Pensiamo a certe opere del Tintoretto, certe spennellate di Cosimo Privato, certo, arrivano dall'Ottocento, come si diceva prima, però come Cosimo Privato ha guardato la pittura dell'Ottocento e si è rifatto all'Ottocento indubbiamente, quell'opera sembra quasi un'opera di Ettore Tito, indubbiamente, però se noi andiamo a vedere certe particolari, certi modi di dipingere, si sente la tradizione nostra secolare, dicevo il Tintoretto, oppure certa costanza quasi tizianesca, questo modo di modellare il colore, di fare la luce attraverso il colore. E questo è quello che una mostra di pittura rispetto alla lettura di un catalogo di un libro dà molto di più. E ci si rende conto veramente di chi è il pittore. Noi andiamo a vedere altre cose, certe vedute di Venezia, certi interni, è vero, hanno una configurazione architettonica dello spazio, della visione della veduta ancora tradizionalista, ancora ottocentesca, rimodernata attraverso il colore, certo, però in un certo senso si riallaccia a certe vedute pensate di Francesco Guardi. E forse non è casuale che a un certo momento, nel secondo dopoguerra, quando Cosimo Privato forse si sente stanco di questa pittura, di questa nuova delusione degli anni 20 e 30, per cui con una nuova batosta della guerra, e si sente spaesato e riporti in un certo senso nella pittura, in certe vedute veneziane, in certi interni, in certi personaggi, quel senso di quasi di mondo frivolo, di mondo insignificante, che andiamo a riscoprire, chiaramente con tutte le differenze del caso, in certe opere di Francesco Guardi, quando viene dato Francesco Guardi il massimo interprete di una società che si stava dissolvendo, prossima alla morte, prossima alla caduta della Serenissima, cioè prossima alla fine di un'epoca. In un certo senso, su certe cose di Cosimo Privato, su certi giochi di parole, su certi lavori di Cosimo Privato, si sente anche qualcosa di questo mondo che per me è tutto da ricominciare un'altra volta, e non è più un giovane, dove lascia spazio alle nuove generazioni che lui magari non capiva, non condivideva, ma sapeva che quello era il futuro, per cui c'era tutto questo mondo ancora una volta da ricostruire. E Cosimo Privato è stato questo personaggio che ha interpretato anche l'ultima fase di un mondo che è quello, se si vuole, allora questo sì, dell'Ottocento, che era finito e si entrava realmente anche per Venezia nel Novecento definitivamente. E su questo credo che, ripeto, nel testo scritto della fotografia trovate un approfondimento veramente eccellente sulla figura e sul metodo in cui Cosimo Privato ha lavorato e ha vissuto. E passo la parola alla dottoressa Elisa Trepper. Aggiungo solo qualche piccola nota. È vero, Cosimo Privato era figlio del suo tempo ed è figlio di una tradizione solida, ricca, ricchissima. In riferimento a Tito, ma anche pensiamo al gusto di Favaretto, questo gusto per l'aneddoto, che poi si ritrova in tutte le composizioni, le scene di genere di Cosimo Privato, che sono moltissime e in cui lui davvero manifesta una grande inventiva. Va detto che il momento storico in cui lui ha il suo esordio e poi lavora e dà anche il suo grande successo è un momento in cui la pittura dell'Ottocento viene rivalutata anche attraverso la Biennale. C'è un grande revival ottocentesco, a volte perfino settecentesco. C'è un accavallarsi, si potrebbe dire, di linguaggi, di tendenze, di stili in questo periodo molto strano, se vogliamo, per l'arte in Italia e non solo.
si faceva cenno prima, il fatto che gli anni 20 sono gli anni del ritorno all'ordine, in cui si ritrova appunto quella forma che con le avanguardie storiche, la prima fase della Venezia proprio da Pesaro, quella fase che aveva messo in crisi la forma, che aveva messo in crisi il modo tradizionale di fare arte. A questo proposito il 1913 è un anno indicativo in cui alla Bevilacqua, alla NASA, Gino Rossi, Arturo Martini danno scandalo, in cui gli artisti guardano al futurismo da un lato, alla tecnica illusionista dall'altra, a Cézanne da un'altra, per l'altra parte ancora. Cioè, c'è un ribollire di tecniche, di linguaggi che effettivamente è carico di premesse. Nel secondo dopoguerra, nel primo dopoguerra, quindi nel periodo prima delle guerre, quando il cosmo privato lavora, però l'ingerenza dei sindacati è pesantissima. A volte non soltanto era necessario essere iscritti al partito, ma addirittura sottostare a delle indicazioni di contenuto. Questo succedeva anche ad esempio per la Biennale. E di conseguenza la vita per questi scrittori era piuttosto difficile. C'è tutta una parte però di artisti e anche di critica che anziché privilegiare quello che era il cosiddetto gusto di Novecento, figure eroiche, possenti, pare appunto ai dettami del regime, inizia invece ad occuparsi di una pittura fatta di piccole cose, scene di genere, interni domestici, figure femminili, bambini, cioè una pittura che è completamente agli antipodi rispetto a quell'eroismo che voleva essere invece glorificato dal gusto di Novecento. Ecco, Cosimo Privato, si potrebbe dire, trova la propria originalità, la propria strada proprio in questa pittura fatta di piccole cose, ed è una pittura, mi piaceva molto questa espressione, né 8 né 900. Io l'ho chiamata pittura di sempre, perché in fondo è una pittura che non segue le mode, non si inserisce, non si colloca in un gusto, ma vale proprio per i valori storici di cui parlava appunto Marco Mondo, valori nei confronti dei quali appunto Cosimo Privato mostra una grande maestria, una competenza tecnica e un'inventiva straordinaria. Posso permettere un'altra cosa che si nota vedendo le opere dal vero. Venezia è provincia, però l'apertura è uno spazio internazionale grazie alla Biennale. Se noi guardiamo i quadri di Cosimo Privato, un po' qua, un po' là, la troviamo quest'arte internazionale. Troviamo Zuloaga, come si diceva prima, in quello splendido dipinto con le lavandaie. Troviamo addirittura qualche accenno a Munch nell'autoritratto di là. Troviamo un'interpretazione tipolesca che quasi prelude Lucian Freud nel mondo della fortuna. Troviamo delle cose, delle aperture che ci lasciano a bocca aperta. Vuol dire che questi nostri artisti, e Cosimo Privato in prima persona, avevano gli occhi aperti, sapevano che cosa succedeva attorno a loro, per cui la loro scelta di dipingere così non era una scelta che a questo punto era solo provinciale e basta, era voluta e faceva parte, ripeto, di una tradizione che era quella veneziana, perché poi ci sono a volte delle cose che possono sembrare marginali, però a volte hanno dei significati profondi nella cultura dell'epoca. Perché, ad esempio, una cosa che mi è venuta in mente, magari c'entra e non c'entra con cosa perché alla fine dell'Ottocento, nel primo Novecento, c'è questa moda di revival settecentesco. Una cosa semplicissima, a volte banale, 100 anni dalla caduta della Serenissima. Sembra una cosa talmente ovvia che la si dimentica. Poi perché a un certo momento anche Cosimo Privato rinuncia ad essere un protagonista? Ma non è mica solo Cosimo Privato che lo fa. Anche un artista mi viene in mente sempre passando da... Pensate al World Fee in Francia, che è stato uno degli esponenti cubisti. A un certo momento, dopo la prima guerra mondiale, dopo il disastro, ha detto che lui allora a questo punto tanto vale rifare la pittura tradizionale, e ha continuato. Perché queste cose non devono essere accettate anche per i nostri artisti? Perché noi non vogliamo uscire da questa provincia che continuiamo a soffrire e che ci
continuano a rilegare noi per primi, usciamone fuori. Torniamo ad essere come lo eravamo un tempo e nei secoli, anche noi protagonisti, anche noi con la nostra cultura e la nostra arte. Chiuso le parentesi. Sì, a proposito, approfitto appunto e colgo l'occasione per ricordare che tra circa un mese ci sarà una importante mostra che verrà inaugurata prima a Venissa, quindi con sculture bronze di Andrea Roggi, e poi a Stra, sia a Villa Pisani sia a Villa Loredan, con ancora Andrea Roggi, Tony Benetton e Achille Costi. Ecco, grazie. E poi ne daremo informazioni. Quindi cerchiamo di valorizzare la disposizione.